E good evening cari amici di RPL, bentornati a una nuova puntata di Avanti Futuro. Purtroppo, come potete vedere per chi ci segue da casa, da Facebook, da YouTube o anche in diretta live, vede che sono da solo. Il buon Gigi per impegni lavorativi purtroppo questa sera non sarà qui con me. Abbiamo un sacco di notizie da commentare, il focus che faremo su questa puntata sarà principalmente parleremo degli esiti delle elezioni regionali, del referendum, parleremo del perché ha vinto il sì e delle varie problematiche che può portare questa vittoria. Ovviamente questo è soggettivo, tengo a sottolinearlo, e parleremo anche dei veri sconfitti di queste elezioni regionali, ovvero il Movimento 5 Stelle. Faremo soprattutto, un piccolo focus sulla loro storia. Parleremo, ne abbiamo già parlato altre volte qui ad Avanti Futuro, ma rimarcheremo il perché questo soggetto politico sta avendo un crollo allucinante e lo vedremo con dati alla mano, ecco. Vi ricordo intanto due cose importantissime: di visitare il sito radiorpl.it. Vi ricordo che potete dire ai vostri amici e parenti che per ascoltarci potete farlo dalla radio digitale, dal canale 740 del digitale terrestre, da Facebook, da YouTube e soprattutto dall'app. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app di RPL. Potete scaricarla sia per iOS che per Apple. Mi raccomando, scaricatela. Altra notizia molto importante che vi annuncio è che da lunedì 28 parte la nuova rubrica condotta da Francesco Borgonovo, il giornalista della Verità, con la trasmissione Piccola Patria, lunedì e venerdì dalle 9:30 alle 10:15. Mi raccomando, quindi non perdetevela, che sarà sicuramente una puntata molto 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 interessante. Prima di iniziare partiamo con un breve stacco musicale e prego DJ.
Oh, rieccoci cari amici di RPL, bentornati dopo la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari a Davanti Futuro. Ecco, allora, inoltre vi ricordo che stasera avremo come ospite il coordinatore della Lega regionale della Lega Giovani Marche, e con cui appunto parleremo della vittoria del centrodestra nelle Marche, liberata dopo 25 anni. E inoltre vi ricordo assolutamente di intervenire in diretta allo 0266203529, 0266203529. Se invece siete un po' timidi potete scriverci al 346 64 27 756. Bene, mi raccomando, chiamate in tanti per dare un vostro commento, ecco, sull'esito delle regionali. Allora, referendum, partiamo un attimo con calma. Il referendum, alla fine il sì ha trionfato. Questo referendum, il nostro segretario federale Matteo Salvini ha spinto appunto per il sì, però all'interno del partito, del nostro partito, ha lasciato libertà di scelta, ecco, su questo tema. Io personalmente, come ho già detto la scorsa volta in radio, ho votato personalmente per il no, per delle ragioni che avevo spiegato l'altra volta. Le rispiego brevemente, perché secondo me, obiettivamente, perché una persona doveva votare per il no? Perché un cittadino italiano doveva votare per il no? Perché intanto questa riforma qua è assolutamente inefficace, punto primo, perché non va a risolvere i problemi, perché il Parlamento italiano ha dei problemi effettivi, però non li va a risolvere. È un'illusione allucinante, è un referendum che parlava alla pancia degli italiani, secondo me. Poi sicuramente magari qualcuno che ci ascolta sarà sicuramente in disaccordo con queste mie affermazioni, e questo è il bello, ecco, su determinate questioni di pensarla anche in maniera diversa. Io ho votato no perché diminuivano i rappresentanti sul territorio. Questa riforma cioè, se voi andate a vedere, va a diminuire i rappresentanti sul territorio italiano, e quindi ancora una volta sarebbe una mazzata che va sempre a danno dei territori, toglie potere ai territori questa riforma. Quindi questo secondo me è il primo problema. Prima ne parlavo con il buon Roberto Colombo dalla regia, che come sempre ringrazio per il suo lavoro, e secondo me va a togliere potere ai territori, prima cosa. Ma poi, come dicevo le altre volte, ma siamo sicuri che il problema del Parlamento italiano sia la quantità al posto della qualità? Forse il problema è la qualità dei nostri parlamentari che rappresentano il popolo. Allora, secondo me, visto che si è parlato come questa riforma, di quanto sia bella questa riforma, di come fa diventare efficiente tutto il sistema, ma secondo me non lo rende efficiente, anzi, secondo me un pochino il contrario. Però detto ciò, questo lo scopriremo in là con i fatti. Però al di là di questo, secondo me questa riforma obiettivamente, come ho detto, toglie potere ai territori. Qualcuno, come per esempio mi viene in mente un Marco Travaglio, ha argomentato il suo sostegno al sì, sottolineando come se vinceva il sì, se passa questa riforma, diminuiscono gli assenteisti in Parlamento, che sono tanti. Ma secondo voi, ve lo chiedo e potete intervenire in diretta e dire la vostra allo 0266203529, secondo voi, se viene attuata questa riforma, gli assenteisti in Parlamento spariscono? Secondo me la risposta è no, perché è vero che sono meno i parlamentari e magari si conosce qualche nome in più, ecco, rispetto adesso. Quello sarà sicuramente vero, però stiamo pur tranquilli che una volta all'interno di quel palazzo lì se ne fregano completamente, faranno sempre lo stesso quello che vogliono, quindi non è che questa situazione cambia, ok? Non cambia assolutamente. Qualcuno diceva di votare sì per anche un risparmio economico, lo buttavano sul lato economico. Ma secondo me è altra cavolata, sono briciole, però intanto uno magari che mi sta ascoltando dice: però Matteo, scusami, è vero che sono briciole, però come si dice a Milano, piuttosto che niente il niente piuttosto, no? Piuttosto che niente, intanto cominciamo a risparmiare. È vero, ok, però sono briciole. Perché allora invece, se vogliamo appunto parliamo di risparmio, allora perché non dimezzavamo lo stipendio dei parlamentari e tagliavamo i loro privilegi? Anche così c'era un risparmio economico, non è che c'era solamente con la diminuzione dei parlamentari, ok? Perché non abbiamo fatto questa cosa? Vogliamo rendere il sistema più efficiente? Allora, per rendere il sistema più efficiente cominciamo a mettere un po' dei paletti.
magari anche un po' brutto da dire e saranno difficili anche da mettere, perché comunque il bello, il gioco della democrazia è proprio questo, che i rappresentanti appunto del popolo, chiunque possa arrivare in Parlamento, però secondo me una persona che siede su quella poltrona deve avere delle competenze. Deve avere delle competenze e non deve essere messo lì a casaccio. A me mi viene in mente, prendo sempre come esempio, poi ne parleremo meglio, il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, che è un partito che quando è nato ha preso una valanga di voti e col passare del tempo sempre di più, addirittura è arrivato al 30%, ok, di consenso. Pensate a quante persone non competenti il movimento ha messo all'interno del Parlamento, all'interno del Senato, qualcuno purtroppo anche al Ministero, e lo abbiamo visto con Lazzolina per esempio in questo momento, con la tragica gestione delle scuole, ok? Quindi questo è un esempio lampante di come molte volte vengono messe lì dalla politica, che poi fa ridere anche questo, perché un pochino l'ha deciso la piattaforma Rousseau chi mandare avanti, altre volte no, però vi rendete conto che ci sono persone che il giorno prima facevano un lavoro completamente diverso e non hanno un minimo di competenza, non hanno esperienza politica, non possono capire i problemi del paese, ok? Quindi secondo me, ovviamente tutto ciò che sto dicendo è una mia idea, è una cosa soggettiva, si può essere d'accordo, si può essere contrari, però è una mia idea questa cosa qua, è una mia idea, quindi io metterei dei piccoli paletti, ok? Secondo me, mettendo insieme queste cose qui, il sistema sarebbe sicuramente più efficiente. Comunque, tornando ai dati, il referendum, il sì ha vinto con quanto? Col 70. Ha vinto con il 70. Quindi vuol dire che ovviamente degli elettori che sono andati a votare, che si sono recati alle urne, vuol dire che 7 elettori che sono andati alle urne a votare su 10 hanno espresso la loro preferenza per il sì. Erano quindi d'accordo per quanto riguarda il discorso della riduzione dei parlamentari. E anche se comunque personalmente non era difficile da capire che vinceva il sì, io l'ho sempre detto, infatti sapevo che coloro che avrebbero votato no erano solamente una piccolissima fetta, infatti stiamo parlando di circa il 30%. Il sì sicuramente ha vinto perché ovviamente in un periodo storico-politico che stiamo vivendo tutti insieme, in questo momento qua, l'abbiamo visto. Quante persone ci sono che non vanno più a votare? La sfiducia nei confronti delle istituzioni nella politica è ai massimi storici, ok? È ai massimi storici. Quindi è palese che c'è l'opportunità di tagliare le gambe, ok, ai politici, sbam, tutte a tagliare le gambe ai politici. Il problema è che secondo me bisognava un minimo ragionarci, perché secondo me c'è stata qualcuno, per esempio soprattutto il 5 Stelle, ha un pochino, secondo me, semplificato, ecco, il discorso di questa riforma. Secondo me era molto più ampio. Detto ciò, comunque, appunto, il sì ha trionfato con il 70%, e vabbè, chiudiamo il capitolo del referendum, si vedrà in futuro poi che cosa accadrà. Elezioni regionali. Parliamo delle elezioni regionali, dati alla mano. Veneto, cominciamo da dove abbiamo vinto con numeri pazzeschi. Il Veneto, Zaia si riconferma presidente della regione Veneto col 75%. Liguria, altro governatore del centrodestra, Toti, si riconferma presidente con il 56%. Quindi, un esempio di queste due regioni qui, questo premia il lavoro del centrodestra, premia in questo caso il lavoro svolto da Zaia e da Toti. Prego, mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Prego, buonasera, in diretta. Ciao Matteo. Allora ascolta, io ho 68 anni. Quindi la mia analisi ovviamente è un'analisi complessa, nel senso che sono uno di quelli che ha vissuto determinate epoche, no? L'idea è sempre quella di un movimento e di un partito che deve essere legato al buon senso. Tutte le analisi che stai facendo sono comunque valide, perché comunque diventano un modo per poter far intervenire i vostri radio ascoltatori. Pertanto, quello che è la mia idea è questa qua, Matteo. Questo
Matteo Salvini ha fatto molto bene insieme a tutto il direttivo a fare questo e ad insistere sul 7-0, perché era un modo per cominciare a portare sopra, è un po' come l'olio e l'acqua, per portare sopra e vedere che cosa succede, no? Che cosa accade effettivamente. Noi dobbiamo puntare, e questo non è stato fatto, ma ha fatto bene a non farlo, perché forse non è questione che non è il momento, non è il momento, è questione che forse non c'è ancora una preparazione, ci vuole una preparazione anche televisiva, giornalistica, bisogna andare, come dire, a discutere, andare contro determinati sentimenti così chiamati bonari, che non sono così, ma sono questi dei vari scansi, dei vari travaglio, delle varie grumper e compagnia. La 7 ormai sta facendo esclusivamente politica come televisione, ormai lo stiamo vedendo, quelle persone che guardano le cose si accorgono di questa cosa. C'è proprio Matteo ha fatto molto bene insieme al direttivo Salvini a fare questo. Benissimo, abbiamo portato a casa dei consiglieri, adesso il compito della Lega è presenziare il meno possibile in televisione, mandare persone tipo eventualmente tipo Garavaglia, Galli, comunque che hanno le palle, ok? Che non stanno lì a discutere tanto, ma che vanno sui dati, non Certo. sono lì algoritmici, persone che sanno dire le cose per quello che sanno e per quello che fanno, e andare avanti così. Insistere sul discorso dell'autonomia, che è sentito comunque un po' da tutti, salvo che da quelli che evidentemente vogliono continuare a vivere di reddito. Miglio li chiamava parassiti, siamo tornati a prima, i parassiti esistono ancora, sono dentro dappertutto, i parassiti, la burocrazia è anche un esempio di parassitismo. Il Nord ha questo fatto di essere con le corna sopra i barbari, i fascisti, questa cosa deve scomparire, ma scomparirà da sola. I cazzari scompariranno da soli. Noi abbiamo bisogno semplicemente di andare avanti. Ha fatto bene così, ha fatto bene come ha fatto bene quella volta ad andarsene, perché è una dimostrazione di serietà. Lasciamo perdere quello che dicono a destra e a sinistra, Assolutamente per i giornali, certo, giornalini. Non c'entra un cazzo, come le grandi analisi, non c'entrano più niente le grandi analisi. Adesso è l'autonomia che serve, è il federalismo che serve. Si torna a quando abbiamo cominciato. Certo, abbiamo cominciato male perché volevamo portare male, nel senso che abbiamo portato avanti le cose facendo un po' di scenografia, però di fatto quello che noi stiamo dicendo lo dice tutto il mondo. O ci difendiamo o ci arrendiamo, punto. Ciao Matteo, grazie mille perché sei giovane e c'è bisogno, però ascoltate anche noi anzianetti che qualche cosa, insomma, in qualche modo, forse probabilmente abbiamo anche capito. Ciao bello. Grazie ciao. mille per il suo intervento, è sempre bello ovviamente quando ci chiamate da casa, è sempre bello ma soprattutto interessante. È interessante, come ha sottolineato il signore prima di andarsene, sentire sicuramente una persona che ha più anni di me, ha sicuramente molta più esperienza, ha visto più cose, ecco, ha visto sicuramente più il mondo rispetto a me, ed è sempre interessante anche sentire opinioni sicuramente anche diverse. Tornando a noi per quanto riguarda le elezioni regionali, abbiamo detto quindi Veneto 75%, Liguria 56%, e in Liguria bisogna sottolineare un fatto, ovvero vorrei sottolineare che c'è stato un esperimento fallimentare, lo stesso che c'era stato in Umbria, se non erro, l'anno scorso, ovvero c'è stata una coalizione, un'alleanza fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Esperimento totalmente fallimentare, perché entrambi hanno perso di nuovo la regione Liguria, fallimentare. Quindi questa cosa qui non funziona, almeno sul piano territoriale. Campania... Ah no, scusatemi, prima torniamo alle regioni dove abbiamo vinto. Marche invece, Acquaroli di Fratelli d'Italia ha vinto con più del 50% e con oltre 10 punti di vantaggio rispetto al candidato del centro-sinistra. Le regioni purtroppo dove abbiamo perso sono la Campania, dove De Luca ha vinto col 68%, e Puglia, Fitto, il candidato del centrodestra, arriva al 38%, mentre invece Emiliano si riconferma col 46%. Toscana è stata una grandissima battaglia. Gianni, purtroppo, il candidato del centro-sinistra, ha preso il 48%, mentre invece la Ceccardi ha preso il 40%. Però io vorrei sottolineare soprattutto il discorso Toscana.
vorrei aprire una piccola parentesi. In Toscana, ok, è stata sulla carta una sconfitta, però adesso non voglio far quello che quando uno perde ha vinto lo stesso, no? No, perso abbiamo perso. Però è stata, ragazzi, è la prima volta, È la prima volta che il centrodestra, la destra e soprattutto la Lega prende così tanti voti e si avvicina così tanto a sconfiggere la sinistra. Stesso discorso che avevo fatto per l'Emilia Romagna. È la prima volta, Questi qui che comandano in queste terre da 70 anni, per la prima volta davvero sotto i piedi sentono un terremoto. Quindi è un segnale importantissimo, come anche il fatto che abbiamo preso moltissime città in Toscana. Prego, mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore e un'ascoltatrice in diretta. Prego, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, in diretta, buonasera. Sono Maria da Casalmaiocco. Salve Maria. Dunque, aspetti un po', saltiamo un po'. Allora, io penso che quel signore di prima aveva ragione, però dimentica una cosa. Noi difendiamo tanto sto cittadino e così, ne vede di tutti i colori, poi va anche l'informazione, anche se dannosa. Perché non si informa? Cioè la partenza deve partire dal cittadino che deve informarsi, c'è chi non ha voglia, certo. E allora si vede che sono in tanti che non hanno voglia oppure stanno bene con quel tal partito e chissà perché con tutto quello che facciamo, allora sembra che abbiamo guadagnato qualcosa, non dico di no, però neanche quelli là hanno vinto. Per me è pareggio, perché scusa, se Firenze resta ancora loro, l'avevano da prima, lo hanno che adesso, è una vincita per te. Io la vedo così, è il cittadino che non vuole informarsi, prima di tutto, non dico tutti, ma la maggior parte non si informa, o sono quelli che sono proprio trattati col reddito di cittadinanza e allora per queste cose qui loro votano, ma secondo me un cittadino che veramente vuole informarsi, vuole votare la persona giusta, si informa. Adesso io non so come la pensi tu, però io dico questo è il mio parere. Lei guardi, ha assolutamente ragione, adesso ne parlo assolutamente. Ringrazio la signora per il suo intervento interessante. Allora, intanto due cose. Allora, per quanto riguarda sicuramente, come ho detto prima, in Toscana non è una vittoria, abbiamo perso sulla carta, però comunque uno deve guardare e fare un paragone con i dati precedenti. Non è mai esistito un risultato del genere. Abbiamo quindi fatto la direzione era giusta, il vento soffiava anche dalla nostra parte, però ripeto, sono terre in cui comunque sono veramente molto radicati, cioè dove la sinistra è veramente molto radicata. Allora, per quanto riguarda il discorso della disinformazione, che giustamente la signora lo sottolineava, dei cittadini disinformati, è un discorso assolutamente pieno di sé. Lei ha ragione. E le dirò anche una cosa di più, che i più disinformati in assoluto secondo me sono anche i giovani, perché io le posso assicurare, tra università, anche comunque amicizie, sono tanti i giovani che sono completamente disinformati, che non si interessano alla politica. E questo ne avevo parlato anche l'altra volta in un po' di puntate fa, per quanto riguarda il problema della disinformazione nell'ambito giovanile. Io ai giovani vorrei ricordare, al giovane che completamente si disinteressa della politica, io vorrei ricordargli una cosa: di ricordarsi che la politica decide davvero il suo futuro, decide quando dovrà pagare di tasse, decide che il suo lavoro anche, per quanto riguarda il suo lavoro, a quanto comprerà la casa, a quanto paga la spesa, la benzina, tutto, il futuro dei suoi figli, se vuole mettere su una famiglia. Quindi non esiste, perché, come dicevo l'altra volta, la maggior parte di giovani che ho incontrato che si disinteressano della politica dicono un po' tutti la stessa cosa. O sono tutti una manica di ladri per scusarsi dal fatto che scappano dalla vita politica e sociale del paese, o se no, come altra scusa, dicono ma io tanto non ne capisco nulla. Questa qua sono scuse perché la politica riguarda noi, quindi non possiamo non capire una cosa che riguarda noi stessi, quindi questa è assolutamente una cavolata. Il problema giovanile, secondo me, per quanto riguarda la disinformazione, lo si potrebbe risolvere sui banchi scolastici, sicuramente invogliando i propri studenti. Io parlo soprattutto di elementari, ma anche medie e liceo, di invogliare i propri studenti a leggere il giornale, a leggere le notizie del giorno e della settimana. Questo può essere, per esempio, una buonissima soluzione. Io mi ricordo che al liceo c'era una mia professoressa
promessa di Italiano che una volta a settimana prendevamo un'ora del tempo delle sue lezioni per commentare e parlare delle notizie, e in classe si avviava un dibattito, un confronto fra persone che la pensavano in un modo e persone che la pensavano in un altro. Questa cosa qui, secondo me, è una cosa che risolverebbe sicuramente il problema della disinformazione giovanile. Per quanto riguarda, secondo me, i cittadini che hanno una certa età, ecco, che sono cittadini adulti, secondo me, stiamo parlando di gente che ha 30 anni, deriva sempre dal problema della disinformazione giovanile, perché si disinformano, sono disinformati quando hanno 15, 16, 20 anni, 23, 24 e a 30 anni anche, a 35 anche, non è che cambia la zuppa. Mentre invece per quelli che hanno 40, 45 anni, che ormai sono completamente disinformati, si tappano le orecchie, non sentono e non vedono quello che succede attorno a loro, secondo me o perché sono stanchi, si sono rotti le palle, però non è, come ho detto prima, una buona motivazione. Mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice in diretta. Ascoltatrice, bene. Buonasera, in diretta, salve. Pronto, ciao, sono Rosanna da Milano. Salve Rosanna. Allora, io volevo fare una riflessione su queste regionali. Prego. Allora, io sono terra, però secondo me le persone che se stanno bene non se ne vanno. Tu vedi in Veneto che ha preso il 75%, 77% Zaia, perché stanno bene. In Toscana, attenzione, e in Puglia non c'è stato così tanto distacco. Comunque il PD deve tremare perché il 40% in Toscana e il 38% in Puglia non sta bene. Certo. Non si trova bene ed è alta la percentuale, perché è la prima volta che si presenta. Quindi non stanno bene. Loro non è che hanno vinto, devono tremare, perché la prossima volta che la portano via. Certo signora, Ciao, certo. Grazie mille, la ringrazio per il suo intervento. Adesso facciamo un piccolo stacco pubblicitario, ci rivediamo a tra poco. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci cari amici di RPL, bentornati ad Avanti Futuro. Allora, prima di collegarci col nostro ospite di stasera, prima volevo rispondere giustamente alla signora. Ovviamente questo segnale di queste elezioni regionali qua è un colpo fortissimo per il Partito Democratico, ma soprattutto per quelli del Movimento 5 Stelle, e dopo l'intervista col nostro ospite faremo proprio un focus sulla storia del movimento, sul perché comunque sta calando di consenso e perché comunque pian piano si sta autodistruggendo, perché comunque ci sono i loro deputati o senatori che cambiano bandiera e vanno negli altri partiti. Addirittura si sente puzza proprio di espulsioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Ecco, dopo lo analizzeremo bene insieme e ovviamente potrete intervenire e dire la vostra anche sul perché questo soggetto politico sta crollando completamente. Mi dicono dalla regia che abbiamo il nostro ospite e do il benvenuto a Samuele Sanchioni, coordinatore della Lega Giovani Marche. Benvenuto Samuele. Buonasera a tutti, è un piacere essere qua di nuovo con voi, grazie. Esatto, giustamente Samuele ricordava, bentornato, non benvenuto, bentornato perché era già stato ospite qui ad Avanti Futuro da noi. Bene Samuele, allora un breve commento sulle elezioni, finalmente avete liberato la vostra terra meravigliosa. Sì, esatto Mattia. Guarda, ancora dobbiamo realizzare, perché proprio non sembra il vero, non sembra. Dopo quasi 30 anni di sinistra è successo un miracolo nelle terre nostre, anche la gente comune in giro nei bar, nelle piazze,
nelle edicole, nel macello, dalla parrucchiera, ancora non riescono a credere che questo sia successo, sia avvenuto, sia cambiato, che non c'è più quella classe dirigente che ha governato i nostri territori da 30 anni. E quindi proprio è un risultato storico che credo proprio rimarrà nella storia. Questa è proprio la liberazione delle Marche, come abbiamo fatto le magliette da un anno a sta parte, ci diriamo liberiamo le Marche, perché proprio adesso abbiamo espugnato una classe dirigente che proprio ci ha massacrato. Quindi è stata una felicità immensa. Chiaro, certo, che immagino. siamo con tutta la coalizione, grande applauso va anche a Fratelli d'Italia, che ha aggiunto al sud delle Marche delle percentuali altissime, hanno sfiorato il 18%. Chiaro, la Lega rimane sempre il primo partito di centrodestra. In ripresa c'è stata anche Forza Italia al 6-7%. Sono scattati dei seggi proprio nella provincia dove risiedo io ai civici in coalizione con Affaroli. Sono scattati dei seggi nella provincia d'Ancona all'UDC e via facendo. Quindi è stata un'elezione, è stato merito di tutti. Chiaramente la Lega ha fatto la sua parte, perché la Lega ha avuto il suo peso in questa campagna elettorale. Quindi è chiaro che abbiamo avuto il record di preferenze della Lega, che è stato fatto proprio nella mia provincia da Mirko Carloni, che ha ottenuto 6.827 preferenze. Mai successo nella Lega che un candidato prendesse così tante preferenze. Poi è scattato un giovane di 33 anni, Luca Serfilippi, un consigliere comunale di Fano, che anche se la giovane età, ma è in politica da una decina d'anni, si è fatto un'esperienza decennale, diciamo, nei vari consigli comunali, è stato assessore, e quindi questo è stato il premio per l'impegno continuo che ha messo sempre a disposizione per la politica. Poi dopo è chiaro, per Mirko Carloni è stata una riconferma. Lui viene da un'esperienza decennale in consiglio regionale, ovviamente sempre in opposizione, però questa volta chiaramente la musica cambia, perché le Marche adesso le andiamo a governare. Abbiamo una persona d'esperienza che saprà indicare un po' anche a tutti come muoversi, ecco. Chiaro, dispiace un po' che non è scattato la terza persona nella provincia di Pesaro Urbino, che è sempre persona molto competente, che è Giorgio Cancellieri, ex sindaco di Fermignano, è stato il primo sindaco della Lega nella regione Marche. Si parla del 94, mi sembra, 96, quegli anni lì. È stato il sindaco più a sud d'Italia ad essere eletto con il marchio Lega, precisamente nel comune di Fermignano. Poi dopo è chiaro, abbiamo eletto 2 persone della Lega anche nella circoscrizione di Ancona, abbiamo eletto 2 persone nella provincia di Macerata, poi abbiamo avuto anche l'elezione nella provincia di Fermo e di Ascoli Piceno dei vari commissari provinciali, Mauro Lucentini e Andrea Maria Antonini. Questo fa capire che, parlando di questi 2 ragazzi che sono prima di tutto dei militanti della Lega, e in più questo ha fatto capire che il loro lavoro, la militanza e diciamo lo spirito di squadra, sacrificio e via dicendo, paga sempre la Lega. Il popolo li ha premiati eleggendoli, e questo è il premio che hanno ricevuto per tutti gli anni di duro lavoro che hanno svolto. Poi sono stati eletti anche altri, diciamo, nella nostra coalizione, però è chiaro, noi adesso ci concentriamo più su un discorso leghista, questo è normale, quindi è andata bene. Poi dopo è chiaro, cioè, è stato anche i non eletti, lo stesso, anche chi per poco hanno portato un grande contributo alla Lega, e quindi un ringraziamento speciale va anche a loro. Poi dopo è chiaro, le elezioni regionali sono strane perché ho visto persone prendere oltre le 3.500 preferenze e purtroppo non gli è scattato un seggio, questo parlo di coalizione. Vedo persone con 600 preferenze che vanno in Ancona fra 2 giorni, appena gli arriverà la notifica di essere diventato consigliere regionale. Quindi le elezioni regionali sono strane. Però l'importante adesso è che aver liberato le Marche, ecco, Esatto, questo è l'importante. Però è normale che adesso dobbiamo concentrarci, come la gente ci ha dato fiducia, è un attimo che ce la toglie la fiducia, quindi dobbiamo dimostrare di essere capaci di stare all'amministrazione di una regione, anche se non l'abbiamo mai fatto sarà difficile, non sarà una passeggiata, però quindi a testa bassa e lavorare. Questo è quello anche che dice sempre Matteo Salvini,
che proprio oggi è stato ad una conferenza stampa a Castelfidardo, poi dopo si è diretto a Macerata, dove proprio anche Macerata come comune è stato liberato dopo tanti anni di sinistra ed è stato eletto il nuovo sindaco Sandro Parcaroli. Quindi è stata proprio una liberazione totale. È stata. Abbiamo un ballottaggio importante a Senigallia, che ancora non si sa come andrà a finire. Abbiamo anche giovani candidati nelle liste, che se chiaramente riusciamo a vincere faremo eleggere anche dei giovani. Chiaro, adesso abbiamo anche una rappresentanza di un giovane nella regione Marche, un giovane di 33 anni, anche a disposizione nostra, un attimino, che può aiutare anche il gruppo, guida il gruppo, ci racconta quello che succede. E poi abbiamo tutti gli altri, questo adesso non è che abbiamo 8 consiglieri eletti. Poi adesso chiaramente la Lega avrà il suo peso anche, credo, in giunta. Ancora è chiaro che il governatore Acquaroli si è preso ancora qualche giorno di riflessione per fare la squadra. Poi dopo quelle sono cose che non competono a me, ma la squadra. Certo, certamente. Mentre invece, Samuele, un commento sul referendum, dato che comunque non si è votato solo per le regionali, ma c'era anche un referendum in tutta Italia per votare il taglio dei parlamentari. Tu che cosa ne pensi? Puoi ovviamente dire quello, se non vuoi dire quello che hai votato esattamente, però dai un tuo giudizio, ecco. Certo, è chiaro. Il referendum, questo è stata una cosa molto molto generale. Forse se ne è anche parlato poco di questo, per quanto sia importante questo referendum, perché è stato un referendum abrogativo sul taglio dei parlamentari, di ridurli da 630 a 400, senatori da 315 a 200. Quindi è una cosa importante, però vista che c'era un po' l'emozione delle elezioni regionali, se ne è parlato poco sinceramente, e quindi è passato un po' in secondo piano sta cosa. Però facendo un'analisi, andando ad analizzare il discorso di questo taglio dei parlamentari, questa è stata una proposta fatta dal Movimento 5 Stelle, chiaro, non ci piove. Però riflettendo uno dice, ok, va bene, noi risparmiamo tot soldi all'anno, ma però diminuiamo anche la rappresentatività nei territori, cioè rischiamo di avere dei territori, capito? Io ti parlo delle province periferiche anche, io vengo dalle Marche, quindi ci sono anche province con un totale di 120-130 mila abitanti in tutta la provincia, zone montane, zone periferiche. Non siamo come ad esempio può essere un centro urbano della Lombardia che è ben cosparsa dappertutto di persone, quindi hanno rappresentanze ovunque. Nei vari territori di tutta Italia è diverso e quindi le rappresentanze possono cambiare. Allora, partendo da un punto, sì, puoi dire abbiamo risparmiato su tot soldi, però ad esempio sappiamo tutti che un parlamentare ha un stipendio, potevamo anche arrivare a un referendum sulla diminuzione dello stipendio dei parlamentari, non diminuire il numero, ma ad esempio, riduciamo un terzo o riduciamo la metà dello stipendio dei parlamentari, ma non il numero dei parlamentari. Così il risparmio sarebbe stato lo stesso, ma la rappresentatività in tutti i territori sarebbe rimasta uguale. Questa potrebbe essere stata un'altra opzione e io sinceramente avrei preferito fare questo, Poi dopo è chiaro, in Italia si è sempre parlato di parlamentari che costano alle casse del popolo, ma però non siamo mai andati a vedere qual è il vero spreco che secondo me, a mio avviso, c'è in tutta Italia, ossia parliamo dei dirigenti, dei funzionari pubblici, delle partecipate, degli incarichi, tutte queste cose qua. Perché ad esempio io lavoro nella pubblica amministrazione, lavoro in un comune, ho lavorato in un comune di 60-65 mila abitanti, ho visto dirigenti che marcano di fatica a superare i 100.000 euro l'anno. Per cosa? Non si sa. E in più l'amministrazione comunale, ovviamente sempre a braccio sinistro, promette, oltre al top stipendio che prende, promette anche un premio, promette il premio al raggiungimento degli obiettivi. E i premi sono altissimi a dicembre, quindi secondo me, e poi cominciamo a fare un'analisi, il comune di Milano, il comune di Roma, o anche i comuni più grandi d'Italia, quante persone hanno tra dirigenti e funzionari che, detta proprio come la sta, non servono a nulla. Tanti. Io vero. lavoro nella polizia locale, nelle Marche, vedo talmente tanti di quei dirigenti che non servono.
e prendono il triplo di un agente normale che rischia tutti i giorni a stare su strada. Allora io dico, riduciamo anche su quel settore il numero dei dirigenti, ridimezziamogli lo stipendio e assumiamo più personale, più giovani, più ragazzi che studiano, fanno concorsi, non riescono a entrare perché ci sono pochi posti. Aumentiamo il lavoro ai ragazzi, aumentiamo la sicurezza in giro e aumentiamo un po' tutto e non facciamo mangiare solamente ai pochi che ci governano. Poi adesso su questo possiamo aprire un altro mondo, ma non abbiamo tempo per parlarne proprio di pubblica amministrazione. Lì Ecco, esatto, è un altro discorso, esatto, tornando al referendum. Ma tornando al referendum, il discorso mio è quello, secondo me è stato un referendum confusionario, perché avendo votato sì hai ridotto il numero, ma non hai ridotto gli stipendi dei parlamentari e così hai diminuito anche la rappresentatività nei territori e la democrazia che c'è. Avendo votato no, non riducevi il numero, ma non sarebbe cambiato nulla. Quindi secondo me è stato un referendum farlocco, doveva essere scritto meglio. Perché ad esempio, poi adesso vediamo quanto verrà scritta adesso che è passato il sì, è passato con oltre mi sembra il 60% di percentuale. Vedremo come verrà scritta la nuova legge elettorale, perché deve essere riscritta, deve essere. E poi secondo me se uno dovrebbe fare una nuova legge elettorale che permetta di rappresentare democraticamente gli eletti, non deve essere più che il partito mette il primo, il secondo, il terzo, poi in base alle percentuali del partito che prende nella circoscrizione viene eletto, ma il partito deve fare come le regionali che c'è nella regione Marche, come la legge regionale, mette tot persone e in base alle preferenze che prendono si forma una graduatoria e poi in base alla percentuale del partito scattano tot seggi. Così ci avviciniamo più a una rappresentatività democratica. Io la penso così, poi dopo è chiaro, il mio pensiero è No, molto... ma stai tranquillo perché la pensiamo uguale, guarda, ne ho parlato prima, la pensiamo esattamente nello stesso modo, concordo con tutto ciò che hai detto. Per finire ti chiedo l'ultima domanda che ti pongo è: a breve, il 3 ottobre si avvicina sempre di più e come ben sai il nostro segretario federale Matteo Salvini verrà processato a Catania. Volevo sapere anche un tuo commento su questa vicenda, ecco. Il commento su sta cosa, guarda, mi ha chiamato proprio poco fa il responsabile nazionale organizzativo della Lega Giovani per chiedere quanti giovani andranno a Catania il 3 ottobre. Hanno iniziato a girare le locandine da poco con tutti i vari prezzi, gli hotel, tutte queste cose qua, un attimino. È chiaro che Matteo Salvini lo sostengono tutti, ci sarà una marea di gente fuori a sostenerlo, perché sappiamo che ancora la magistratura è fortemente gestita dalla sinistra e quindi sarà duro. Il 3 ottobre sarà un'altra dimostrazione di come va l'Italia. E siamo tutti ansiosi perché non sappiamo cosa potrà succedere quel giorno, però è chiaro che Matteo Salvini dalle Marche avrà il massimo appoggio sia dal partito stesso che da tutta la Lega Giovani. Ecco. Poi dopo è chiaro, dalle Marche non è una passeggiata andare a Catania, se no tutti i giorni, il giorno stesso sarebbero lì, però capisci che chi studiando, chi non avendo disponibilità economica, i voli io credo che saranno ristretti, però io penso che un po' di ragazzi andranno giù e daremo sostegno anche a Salvini. Ecco, questa è la prerogativa nostra che ci poniamo adesso dopo aver liberato la regione nostra. Massimo sostegno al nostro segretario federale e speriamo che vada tutto bene e che per una volta la magistratura ci dimostri che Salvini, quando tutta la vicenda che è successa, che adesso non stiamo a parlare il perché c'è questo processo, che se no non finiamo più, un attimino venga diciamo liberato e venga archiviato tutto, perché non avrebbe senso essere condannato. So che rischia tanto, ma secondo me andrà tutto bene, ne sono convinto. Concordo perfettamente con te, andrà tutto bene, poi comunque Salvini ha una cosa che la magistratura non ha e anche molti altri politici, mi viene da dire, ovvero il sostegno del popolo. Samuele, ti ringrazio di essere venuto qui ancora una volta ad Avanti Futuro e per averci parlato e raccontato dell'esito e anche un pochino dell'atmosfera che si viveva nelle Marche, nella vostra terra appena liberata. Certo, grazie a voi. Ti ringrazio e ti aspettiamo la prossima volta, ovviamente. Grazie mille, Samuele. Arrivederci, ci vediamo.
Grazie a Samuele, coordinatore della Lega Giovani Marche, sempre interessante sentire, ecco, altre opinioni da altre zone dell'Italia, ecco, è sempre molto interessante. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale per riprenderci un attimo e mettiamo sempre a sto punto, mi viene da dire, i Pinguini Tattici. Oh, rieccoci cari amici di RPL, bentornati ad Avanti Futuro, rieccoci. Allora, prima, dopo, come vi ho annunciato prima, adesso parliamo un attimo del Movimento 5 Stelle, dati alla mano. I veri sconfitti di delle elezioni sono proprio loro, i pentastellati, quelli del Movimento 5 Stelle, dati alla mano, vediamoli. Allora, in Campania... Vediamo le evoluzioni. In Campania hanno preso il 10%, mentre prima erano al 17%. Mentre invece vediamo in Puglia, dal 17% vanno al 9%, in Liguria dal 24% al 7%, in Veneto dall'11% al 3%, quindi a nulla, e pensate, restano fuori dal Consiglio regionale addirittura. In Toscana dal 15% passano al 7%, nelle Marche dal 21% all'8%. Quindi questa è una grandissima batosta per il Movimento 5 Stelle, per il caro Grillo, per il caro Di Maio. È una grandissima batosta. Ma il dato sulla rappresentanza all'interno delle assemblee regionali è ancora più chiaro, andiamo a vederlo insieme. In Veneto passano da 5 consiglieri regionali che avevano a 0, in Toscana da 5 consiglieri regionali a 2,
e idem nelle Marche, in Liguria da 6 consiglieri regionali a 2 e in Puglia perdono un seggio, così come anche in Campania. Quindi questa è un'enorme batosta per il Movimento 5 Stelle e io non posso dire che sono veramente contento, sono veramente l'uomo più felice del mondo. Veramente, mentre leggevo i dati, ero lì che ero proprio felice, perché un movimento, no, che era nato, adesso leggiamo anche i dissapori che ci sono all'interno, perché Di Maio, voi l'avete visto Di Maio festeggiare per il sì, no? Però dopo subito a piangere, perché è andata così poi, perché alla fine in verità dopo ha pianto insieme a lui a tantissimi altri esponenti politici del Movimento 5 Stelle che, grazie a Dio, hanno riconosciuto il fallimento del movimento e hanno detto mi sa che qua c'è qualcosa che non funziona, mi sa che bisogna cambiare strategia, mi sa che l'alleanza col Partito Democratico, con il famoso partito di Bibbiano, non ha portato, diciamo, nessun tipo di vantaggio, perché abbiamo dimezzato i consensi e si dimezzeranno sempre di più, ma questo è una cosa sicuramente certa. Oltre che Di Battista ha detto di essere amareggiato e deluso e ha sottolineato il problema, ci sono anche altri esponenti, appunto, come per esempio Elio Lannutti, che invoca l'autodistruzione. Grillo e Casaleggio dissero, leggo le sue parole, Grillo e Casaleggio dissero che una volta raggiunto il programma il movimento si poteva anche dissolvere. Ecco, ormai ci siamo quasi. Cioè, capito che alcuni esponenti inneggiano anche all'autodissoluzione, ecco. E questa crisi qui, adesso secondo me vi dico un'altra previsione, visto che comunque il Movimento 5 Stelle ha sempre gestito il proprio malcontento all'interno, l'ha sempre gestito attraverso un deterrente, le espulsioni. Adesso quindi state tranquilli, cari ascoltatori di RPL, che sui giornali o nelle TV sentiremo di esponenti politici espulsi dal partito. Sicuramente andrà così, sicuramente. Ma la domanda che adesso noi ci poniamo sicuramente, ecco, qual è? Perché questo soggetto politico, intanto, la prima domanda che ci dobbiamo porre è questa: perché questo soggetto politico ha avuto così tanto successo? Perché ha avuto così tanto successo? Il 5 Stelle, da un lato, ha portato un'innovazione, nel senso, innovazione ovviamente fino a un certo punto, non è il primo partito dell'antipolitica, però nasce, porta avanti una propria concezione di antipolitica, di anti-elite, comincia a costruire una narrazione in un clima storico-politico che era quello del 2010 e del 2011, in cui la gente era stanca, in cui la destra e la sinistra non si riconosceva, ok? In cui c'era quella sensazione sia per alcuni elettori a sinistra e anche per alcuni elettori a destra che destra e sinistra fossero uguali. Questo perché? Perché in quel determinato periodo e contesto storico le distanze programmatiche tra i partiti di destra e di sinistra, i partiti tradizionali, erano diminuite le distanze programmatiche, sembravano quasi simili. Poi il 5 Stelle aumenta ancora di più il proprio consenso nel momento in cui sale Mario Monti. E Mario Monti da chi viene sostenuto? Sia da quelli di sinistra e da quelli di destra. Aperta parentesi, la Lega non ha mai sostenuto Mario Monti, chiusa parentesi, con quelli di destra parlo per esempio di Forza Italia. Quindi nasce sempre di più negli elettori questo senso di dire sono tutti uguali, e proprio di questo si nutrirà il Movimento 5 Stelle. Costruire questa narrazione dove tutti i politici non combinano nulla, tutti i politici sono dei ladri, anche per in quel periodo le recenti, diciamo, scandali per quanto riguarda molti politici che avevano truffato lo Stato, rubato dei soldi pubblici, ecco, cavalcano quest'onda dicendo: vedete, i politici sono tutti dei ladri, ok? Sono tutti dei fannulloni, sono tutti attaccati alla poltrona. Noi del movimento non siamo così, perché noi siamo contro di loro. E sapete, loro hanno un nome preciso, dicono quelli del Movimento 5 Stelle. Quelle persone lì hanno un nome preciso, sono la casta. Ragazzi, il Movimento 5 Stelle su questa cosa qua ha costruito tutto il suo consenso. Ha costruito il suo consenso perché è stato sempre un partito di opposizione, è sempre stato molto bravo a portare in aula anche le proteste dei cittadini e a fare protesta, a far casino, perché diciamoci la verità.
e il suo consenso l'ha basato estremamente su questo fattore qua. Il 5 Stelle è il partito della protesta. Può essere molti l'hanno definito il partito della protesta per eccellenza, ma anche secondo me è la verità. Però pian piano quindi si sono nutriti anche si riempivano la bocca di parole come per esempio loro continuavano a sottolineare di portare avanti una logica orizzontale all'interno del loro partito. Tutti voi e chiunque comunque abbia sentito un dibattito televisivo, abbia letto qualcosa sul Movimento 5 Stelle, sappiamo tutti benissimo che le decisioni principali del partito le prendono su una piattaforma online chiamata Rousseau. Ok? Le prendono lì le decisioni, perché loro dicono che loro sono per la democrazia diretta, sono per portare avanti una logica di orizzontalità. Adesso riprenderemo subito a parlare del Movimento 5 Stelle, prima però ci sarà un breve stacco pubblicitario. A tra poco. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Wow, vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Rieccoci cari amici di RPL, vi ricordo che se volete intervenire in diretta lo potete fare al 0266 203529, 0266 203529, e che se volete, se siete invece un po' timidi, potete scriverci sempre ovviamente su WhatsApp al 346 64 27 756. Bene. Allora, stavo dicendo, i 5 Stelle portavano avanti questa logica di orizzontalità. Che cos'è questa logica? Il discorso, il principio uno vale uno. Loro dicevano, all'interno del nostro movimento tutti valgono allo stesso modo. Non c'è un padrone, non c'è nessuno che comanda. Tutti valgono allo stesso modo. Geniale anche questo, tra virgolette, una logica un po' molto vicina a principi, mi vengono in mente, di estrema sinistra, però vabbè, comunque detto fuori dai denti, va bene, fa presa. Tutti questi fattori che ho detto, ovviamente ho semplificato, ok? Ho semplificato, l'ho fatta molto semplice. Tutti questi fattori fanno sì che Movimento 5 Stelle pian piano aumenti il proprio consenso, finché nelle famose elezioni del 4 marzo raggiunge il suo massimo consenso, prende il 30%. Questo movimento, creato da un comico, prende il 30%. Ok, prende il 30%, però adesso andiamo a analizzare già le incoerenze interne che c'erano al Movimento 5 Stelle, perché non è che sono venute fuori ora. Loro proponevano questa logica di orizzontalità, ok, quando in verità c'era una logica di verticalità, perché ovviamente in tutti i partiti c'è un leader o c'è comunque qualcuno che manovra
i fili, per forza è così, che poi venga deciso come nel nostro, per esempio, nel nostro noi votiamo, noi militanti della Lega votiamo e scegliamo il nostro segretario federale. Per esempio l'ultima volta c'era lo scontro Salvini contro Fava, ha vinto con l'80% il nostro segretario federale attuale Matteo Salvini, ha vinto la sua linea e le sue idee, e questo vuol dire che i militanti della Lega hanno scelto il loro leader, hanno scelto chi dovrà manovrare il partito, ok? Ok, il 5 Stelle invece, tutti pensano magari, ma adesso non più Di Maio e Crimi, il capo. No, il capo rimarrà sempre solamente uno, il buon Beppe Grillo, che è uno dei fondatori. E perché dico che già una prima incoerenza la si vede fin dalla sua nascita? Nel momento in cui portavano avanti si riempivano la bocca di queste parole di democrazia diretta, la piattaforma Rousseau e il futuro decidono i nostri elettori, ok? Porto 3 episodi. Il primo, il sindaco di Genova. Su Rousseau ci sono vari candidati e i propri elettori del Movimento 5 Stelle possono scegliere chi il movimento, chi questo soggetto politico può far candidare come sindaco nella città di Genova, se non erro. Vince la Cassimatis, ok? Grillo dice, no, questa non mi va bene però, questa non mi va bene. Allora mettono Luca Pirondini. Questo è un primo episodio che distrugge tutto ciò che ho detto e la logica e le idee di cui si riempivano la bocca prima, ma ancora oggi. Questo lo distrugge, perché alla fine decide Grillo, ok? Questo è un esempio. Rousseau è andato a farsi benedire, ok? Perché i cittadini hanno espresso delle loro preferenze, ma alla fine Grillo, il capo, ha deciso. Cosa super importante. Poi, altro discorso che sicuramente è importante. Il Movimento 5 Stelle è ramificato con dei settori di potere, ok? Ci sono i fondatori che hanno le piene decisioni sul movimento e poi ci sono gli elettori, quelli che decidono su Rousseau. Grillo è messo nella massima scala di potere. Grillo è l'unico che ha potere decisionale. È l'unico, ok? Quindi il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia sempre... a parte che poi non è solamente... Io prima ho parlato di questo soggetto politico e sottolineavo come sicuramente adesso utilizzeranno come deterrente per il malcontento all'interno del partito il deterrente delle espulsioni. Però non è la prima volta. Io non è che faccio questa previsione così a caso, perché non è la prima volta. Non è la prima volta che questo soggetto politico utilizza come deterrente l'espulsione o il modo che una persona si allontani dal movimento, ok? E quindi ci sono già delle forti incongruenze sul Movimento 5 Stelle fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, per poi non parlare del fatto che hanno fatto per anni una campagna contro il Partito Democratico e poi adesso ci hanno fatto il governo assieme. Adesso vanno a letto assieme Zingaretti, Di Maio e Crimi, ok? Nel senso, ovviamente nel senso politico del termine. Prima il 5 Stelle ha costruito, possiamo dire, anche il suo consenso per una campagna anti-PD, perché sono stati quelli che sono stati negli ultimi anni di più al governo di tutti. Li hanno dipinti come dei criminali e oggi ci fanno l'alleanza. Quindi io mi metto nei panni di un grillino, di uno che vota Movimento 5 Stelle. Mettiamoci anche voi da casa, vi invito a metterci un attimo nei panni di un grillino, di un elettore medio del Movimento 5 Stelle. Io voto il Movimento 5 Stelle perché? Chissà perché poi questa cosa che dirò è sempre la stessa solfa. L'elettore medio del Movimento 5 Stelle lo identifichi con queste frasi che adesso dirò. Ovvero, sono tutti dei ladri, sono tutti dei farabutti, no, sono tutti dei farabutti, sono delinquenti, sono tutti attaccati alla poltrona. Ah, no, ma la politica è fatta da vecchi, quei vecchi lì hanno distrutto il nostro paese. Poi la persona a fare questo commento magari ha 80 anni, vabbè, te la lasciamo. E poi questa cosa qua la diceva Grillo che ha 70 anni, vabbè, fa già ridere così, lasciamo stare questo particolare. L'elettore medio del 5 Stelle dice questo. Io voto 5 Stelle perché ora la sinistra e la destra, secondo me, non mi sento rappresentato da nessuno dei due, ok? Non portano avanti più determinate valori in cui credevo un tempo, non
non toccano determinate sensibilità che io come elettore ho, quindi voto Movimento 5 Stelle. Questo è ciò che dice l'elettore medio, ok? Oggi cosa dice l'elettore medio? Cosa volete che dica l'elettore medio? Che hanno fatto un governo con i peggiori nemici del movimento. C'erano alcuni esponenti politici del 5 Stelle che nelle manifestazioni nazionali dal parco urlavano insulti, che dicevano che quelli del 5 e quelli del PD erano dei farabutti, erano dei delinquenti, che chi si mette con loro e fa patti con loro, scende alleanze con loro, compromessi, diventi automaticamente complice. Adesso però, ovviamente, l'incoerenza purtroppo in politica regna un po' sovrana, ecco. Andiamo un attimo brevemente a rileggerci insieme cosa dicevano i vari esponenti politici del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. Incominciamo da Pinocchio, Matteo Renzi. 12 gennaio 2016. Facendo un gesto di coraggio e dignità, se perdo il referendum non vado solo a casa ma mi ritiro dalla politica. Questo qui era quello che aveva detto questa frase qui. Ve la ricordate? Colui che aveva detto che se ne andava via mollava la politica? E oggi invece ce l'abbiamo ancora qui. Non contento che è stato trombato nel suo partito, ovvero è stato cacciato dal suo partito, perché alla fine è stato messo da parte, perché è vero, ha portato il Partito Democratico a diciamo a dei numeri veramente alti. Mi pare che alle europee abbia toccato quasi il 40% il Partito Democratico, se non erro, di tanti anni fa. Poi però l'ha affossato completamente, la gente stracciava la testa perché c'era dentro Matteo Renzi, quindi a un certo punto le hanno detto Matteo, avevi detto stai sereno al caro Enrico Letta, adesso stai sereno tu e levati un po' dalle balle, ecco, capito? Quindi gli hanno detto prego, quella è la porta. Lui con questo referendum qua doveva ritirarsi dalla politica. Non solo non si è ritirato dalla politica, ha fondato un altro partito, Italia Viva. Vabbè, questa è incoerenza. Parliamo adesso dei protagonisti della vicenda di cui parlavo prima, ovvero di Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Di Battista. Parliamo prima dei grillini, no? Che sono quelli che comunque mi danno un pochino più rabbia, sono quelli più incoerenti. Partiamo da Luigi Di Maio, 18 luglio 2019. Io col partito di Bibbiano, ovvero il PD, non voglio averci nulla a che fare. Con il partito colpevole di determinati crimini non vorrò mai averci nulla a che fare. Alessandro Di Battista, 17 novembre 2017. L'ho ripetuto già 1 milione di volte, ma per essere ancora più chiari, nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle si alleerà con i partiti responsabili della distruzione dell'Italia, io lascerò il movimento. Adesso invece andiamo a sinistra, vediamo il caro Nicola Zingaretti che cosa dice. 3 febbraio 2019. Lo dico davanti a tutti e io dirò per sempre, non intendo favorire alcuna alleanza con il Movimento 5 Stelle, li ho già sconfitti 2 volte e continuerò a farlo. Questi sono quelli che ad oggi obiettivamente in un modo o nell'altro rappresentano l'Italia. Ecco, questo è il nostro governo, delle persone che fino non 10 anni fa, fino a l'altro ieri si scannavano e pur di tenersi comode quelle poltrone lì in Parlamento, in Senato, al governo, hanno fatto il patto con il diavolo, e parlo per tutte e due ovviamente, sia Partito Democratico che Movimento 5 Stelle. Questo purtroppo è il Movimento 5 Stelle, questo è il PD. Mentre invece altro soggettone, parliamo di Giuseppe Conte, di una sua dichiarazione del 23 marzo 2019. Non ho altre prospettive, la mia esperienza di governo termina con questa. Governo Conte 1, l'aveva detto nel governo Conte 1. E oggi ce lo ritroviamo di nuovo premier. Ma la verità di Giuseppe Conte è che Conte nel primo governo era il burattino del Movimento 5 Stelle e anche di noi della Lega. Era un burattino, era una persona che non aveva una personalità politica, era un tecnico, ecco, non aveva nessun tipo di personalità politica. Però nel secondo governo, nel governo Conte 2, sta cercando, e lo ha dimostrato con gli attacchi anche a Salvini, in qualsiasi modo, di avere una personalità politica. Però, caro Giuseppi, la personalità politica non ce l'avevi prima, non ce l'hai ancora ora, Cioè, parliamoci chiaro.
Ovviamente adesso mancano 5 minuti alla fine della trasmissione, se volete dire la vostra potete farlo allo 0266203529, però siccome sono una persona che sono sempre di parola ho detto scusate che leggevo i messaggi di WhatsApp e adesso leggiamo i messaggi di WhatsApp. Allora, vediamo. Un grillino mi ha detto a noi non serve riempire le piazze, noi andiamo a votare. Deduco, se tutti i 5 Stelle sono andati a votare allora sono veramente messi male. Hai totalmente ragione, il signore che ha scritto questa frase è assolutamente vera, ha totalmente ragione e lo dimostrano i dati però, non lo diciamo io e lei, lo dimostrano i dati che, ripeto brevemente, 10% in Campania, in Puglia il 9%, in Liguria il 7%, in Veneto il 3%, in Toscana il 7% e nelle Marche l'8%. Quindi loro sono stati letteralmente mandati a casa dai propri elettori e dai cittadini italiani perché le loro politiche si sono risultate farlocche, fallimentari, sono tutti bla 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 e la dimostrazione l'abbiamo adesso con le scuole, con la ministra Azzolina. Poi vediamo un attimo se ci sono altri messaggi. Voglio dire un'ultima cosa. Certi cittadini per pigrizia vanno ad informarsi sulla 7 o sulla Rai o sulle reti Mediaset. Gli avversari avranno sempre voti. Poi ci sono quelli che si lamentano. Lo sanno anche i sassi che l'informazione è pilotata. Marisa. È sempre la signora, mi pare che ha chiamato prima, ovviamente abbiamo già parlato del tema della disinformazione. Che ovviamente, sicuramente poi parlando anche degli organi di informazione, apriamo anche una parentesi su questo. Nelle televisioni ormai sappiamo benissimo che ci sono i programmi di sinistra, ma schierati palesemente, come mi viene in mente per esempio la Gruber. Andare dalla Lily Gruber, io non so dalla regia Roby Colombo che cosa ne pensa, però io andare dalla Lily Gruber avrei i brividi, ma non dalla paura ma dalla rabbia, perché mi avrebbe voglia di... Sai Matteo, anzitutto buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando. Io credo che invece bisogna sempre accettare tutti gli inviti che vengono fatti a partecipare quando vengono fatti degli inviti e quindi fanno bene gli esponenti della Lega ad andare. Poi sta anche insomma la scelta dell'utente quale trasmissione guardare e quale no, quindi quella si può anche evitare e comunque insomma chi lo guarda sa quello che sta guardando, insomma. Concordo ovviamente con te, Robby. Poi diciamoci anche la verità che comunque quando determinati giornalisti, non solamente esponenti politici ma giornalisti, fanno degli attacchi in televisione alla Lega, ci regalano solamente dei punti extra, ecco. Mentre invece, allora, tornando sempre al caro nostro Movimento 5 Stelle, gli ultimi 3 minuti finiamo di parlare di questo benedetto movimento. Ma ok, hanno tradito, abbiamo capito che si sono alleati con il PD, hanno perso i loro voti soprattutto per questa alleanza che hanno fatto. Abbiamo visto anche che sul territorio è un'alleanza che non rende per nulla. Comunque hanno tradito tutti i loro valori. Prima erano contro coloro che stavano attaccati alle poltrone e adesso sono i primi a non staccarsi più. Ma voi vi rendete conto il degrado che questi esponenti politici hanno portato nella politica? Hanno portato nella politica questo tipo di retorica, questa retorica dell'antipolitica, questa idea che ha un po' influenzato i giovani, che tutti sono brutti, cattivi, ladri, sporchi. Mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Prego, buonasera, in diretta. Sono Gianni da Genova, complimenti ragazzi per la trasmissione che state conducendo e soprattutto per quello che hai detto fino adesso. Grazie Quindi mille. si vede benissimo a che livelli siamo di politica se si esclude la nostra cara Lega. Abbiamo a che fare con dei mascalzoni travestiti che fanno gli interessi esclusivi loro, come gli euroburocrati, vedi Davide Sassoli e compagnia cantante. Poi per quanto riguarda i risultati elettorali la Lega si è comportata benissimo e preghiamoci Matteo Salvini a lungo, perché 5 anni fa noi in Toscana, pur con Grande Borghi, avevamo preso il 20%. Adesso abbiamo superato il 40%, siamo arrivati al 40,5%. Quindi significa che andando passo passo e continuando a essere, diciamo così, a proporre le cose come si devono fare, e solo la Lega lo sta facendo,
Noi vinceremo le elezioni prossime in Emilia-Romagna fra 5 anni e così in Toscana e così da altre parti. Nel 2015 il centrodestra aveva 3 regioni, adesso ne abbiamo 15 e quegli altri ce n'hanno 5. Esatto. Però poi è arrivato il momento di mettersi seduti a un tavolo e di fare le cose chiaramente con i nostri esponenti di economia e compagnia cantante e fare una bella riga sul nome di Mario Draghi, che non si permetta a Giorgetti, anche se è il numero 2, di incensare Mario Draghi, perché Mario Draghi è un vile affarista come Cossiga l'aveva definito nel 2008, è uno che è stato nella Goldman Sachs, nella Banca Mondiale, cioè una persona che non ha mai lavorato, altro che quando Giuseppe Conte ha detto che ha parlato con Mario Draghi, poverino è stanco, quello il lavoro non sa cos'è e di conseguenza deve avere una chiarezza in Europa. Scusi, purtroppo... Quello sì, ma noi abbiamo i nostri Bagnai, abbiamo il nostro Borghi, abbiamo naturalmente Massimo Caravaglia che è un fuoriclasse. Certamente. Scusi se purtroppo abbiamo dovuto tagliare, però il tempo della trasmissione è finito e devo assolutamente chiudere, perché sennò dalla regia mi tira una coltellata. Io intanto ringrazio il signore per il suo intervento, è stato molto interessante. Mi spiace che purtroppo non c'è tempo per commentarlo, perché è molto interessante ciò che ha detto. La ringrazio per i complimenti e assolutamente lei ha ragione. Noi triplicheremo i voti in Toscana e in Emilia Romagna. Io sono convinto che alle prossime elezioni noi vinceremo e comunque, come ha detto lei, siamo a 15 regioni a 5. Non è una partita di calcio sicuramente, non è uno sport, però comunque se 15 regioni italiane sono in mano alla guida del centrodestra e molte in mano alla guida della Lega, vuol dire che gli italiani stanno premiando il nostro lavoro. Purtroppo il tempo è scaduto. Miei cari amici di RPL, ci rivediamo la settimana prossima, come ogni giovedì, dalle ore 19:30 alle ore 21. Vi ringrazio come sempre di ascoltarci. Ci vediamo a una prossima puntata di Avanti Futuro. Avete ascoltato Filo Diretto.